di violenza a Mestre, 33enne di Milano, pestato a sangue, trovato morto nell'ascensore di un condominio, arrestati per omicidio volontario, 2 cugini moldavi che abitano nel palazzo e si difendono, era entrato per rubare nel nostro appartamento. Vuoto nella notte, fatto esplodere a Cadoneghe l'autovelox da 24.000 multe, un colpo di pistola contro la telecamera, la rabbia del sindaco. Barbari, poteva essere una tragedia, ma sui social c'è chi inneggia responsabile. Un altro tragico infortunio in Veneto, a Castelnuovo del Garda, nel Veronese, un 41enne operaio indiano cade da un tetto di un'azienda e precipita per 6 metri, nulla da fare per l'uomo. 66enne operatore sanitario polesano muore nello schianto tra la sua minicar e un SUV guidato da una mamma con a bordo 2 bimbi, il dramma poco dopo le 13. Esce di strada, tampona violentemente un'auto in sosta e scappa allo schianto a Pieve di Soligo, 2 feriti miracolosamente vivi. L'appello ai nostri microfoni, trovate il pirata. Predazioni dei lupi, le malghe dell'altopiano alle prese con continui assalti. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco lancia la provocazione: se fanno male a qualcuno denunciamo lo Stato. La corsa per le regionali 2025 spunta, l'ipotesi Adolfo Urso, governatore, sarebbe un nome di peso, dice il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto De Carlo. Non so se toccherà a noi esprimere il presidente, ma siamo pronti. Domani alle 15 funerale di Don Armando Trevisiol, che Antena 3 seguirà in diretta. Le parole di Don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, al suo fianco fino agli ultimi istanti di vita. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, la cronaca in primo piano. 32enne di Milano ucciso a Mestre durante una lite in ascensore, arrestati 2 cugini che si difendono. Era un ladro, ce lo siamo trovati in casa insieme ad altri 2 complici. Questa notte verso le 10:30 si è consumata l'ennesima tragedia a Mestre con un morto. La vittima, Lorenzo Nardelli, 32 anni di Milano, trovato con la testa fratturata. Era un ladro, hanno detto di lui stamane durante l'interrogatorio in questura a Venezia 2 cugini operai di origine moldava, Radu e Marin Rusu, di 32 e 35 anni, arrestati con l'accusa di omicidio volontario e trovati entrambi feriti con il corpo privo di vita del 32enne dai poliziotti all'interno dell'ascensore, rimasto addirittura bloccato per la violenta colluttazione avvenuta qui al 3° piano di questo palazzo in fase di ristrutturazione al civico 9 di via Rampa Cavalcavia, a 2 passi dalla stazione ferroviaria. Secondo gli arrestati, Nardelli, insieme ad altri 2 complici, aveva preso di mira poco prima l'appartamento, credendo che fosse vuoto. Non sapeva che all'interno c'erano loro e 2 cugini che abitano nella casa di proprietà dello zio, che stavano cenando e che si sarebbero trovati di fronte i ladri, iniziando così la colluttazione con i 3 della banda. Sempre secondo la versione fornita dai 2 cugini, assistiti dal loro legale, 2 dei 3 ladri si sarebbero poi dati alla fuga, mentre il terzo, cioè Nardelli, avrebbe proseguito la lotta ma sarebbe stato raggiunto dai 2 cugini, i quali, nel cercare di difendersi dal tentato furto in casa, avrebbero avuto con il Nardelli uno scontro violento al punto da deformare le porte dell'ascensore, rimaste bloccate tra il 2° e il 3° piano. Tutto questo con i condomini rimasti a loro volta barricati dalla paura in casa, come racconta la testimone che ha allertato la polizia dopo aver sentito le urla di aiuto provenire dal pianerottolo. Erano le 10:15, verso le 11. Ieri sera a un certo punto ho sentito parlare, gridare, neanche gridare, proprio un trambusto e basta, questo qua. E sentivi parlare concitatamente, urlare come, ecco. E poi cosa ha sentito? Ha sentito che arrivava la polizia? La polizia l'ho chiamata io e sono venuti, ho aperto da qua, io non ho aperto la porta perché io sentivo gridare aiuto e basta. E sono sempre vicini di casa dei 2 cugini, ora in carcere, a riferire che da qualche giorno nell'abitazione si sentivano rumori molesti con musica ad alto volume fino a tarda sera, tant'è che qualcuno aveva chiamato le forze dell'ordine per dei controlli. Per la morte del 32enne ora le indagini sono ancora in corso. Ed ora gli autovelox della discordia di Cadoneghe. Uno dei 2 apparecchi è stato fatto esplodere ieri sera. In mattinata ha riscontrato il danneggiamento di una telecamera lungo la strada colpita con una carabina.
Sono le 21:30 di mercoledì quando un boato terribile terrorizza chi vive lungo la strada 307 del Santo. A esplodere, il rimbombo avvertito a decine di metri di distanza, uno dei due autovelox della Discordia, quello posto da fine giugno sui limiti dei 50 all'ora all'intersezione con via Donizetti. Un grosso petardo, quello fatto saltare ieri sera secondo le prime ipotesi di vigili del fuoco e carabinieri giunti sul posto. Sono ancora visibili i danni causati dallo scoppio. Sull'asfalto, come vedete, c'è questa breccia alla base dell'autovelox. L'esplosione ha poi danneggiato anche l'antenna sovrastante, quindi la telecamera non è in funzione, come tutta l'apparecchiatura che in questo momento è spenta. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'autore del gesto. L'ordigno, che è stato posizionato alla base dell'autovelox, adesso è al vaglio degli artificieri. Oltre all'autovelox, nelle prime ore di oggi è stata colpita con una carabina una telecamera a circa 200 metri dall'autovelox esploso in direzione Cadoneghe Campodarsego. Tanta la paura dei residenti, tanta la rabbia dei 40.000 multati dai due apparecchi in funzione da fine giugno. Molte le persone che di queste multe stanno facendo una collezione, tanti quelli che hanno perso in un mese tutti i punti della patente. Sui social l'esplosione ha fatto scatenare l'ironia e i commenti pungenti, gli stessi raccolti da alcuni veicoli in transito indirizzati alla nostra troupe sul posto, cittadini sul piede di guerra che si stanno organizzando per chiedere un incontro al prefetto e al questore di Padova. Ed immediata la reazione del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che ha definito un atto barbaro quanto accaduto la notte scorsa. Un atto barbaro perché qui non siamo in Burundi, qui siamo in un paese civile e si usano metodi civili per rappresentare ogni tipo di rimostranza che qualsiasi cittadino nelle sedi opportune volesse farlo, ma mettere della polvere da sparo e far scoppiare in pieno centro abitato alle ore 22 circa e far saltare una strumentazione che è stata posizionata lì per decreto dalla prefettura di Padova, chiesta dai cittadini. L'esplosione ha fatto volare letteralmente in aria tutte le tombinature nei pressi del Velox. Se passava una macchina di là o passavano dei bambini, probabilmente oggi staremmo raccontando un'altra storia. È sotto shock il sindaco di Cadoneghe e l'autovelox danneggiato sarà al più presto ripristinato. Nel frattempo resta l'amarezza e la grande preoccupazione per quanto accaduto. Io provo profondo disgusto per chi soffia sul fuoco della polemica e non aiuta le persone invece a, a comprendere le motivazioni per le quali lì sono stati messi degli strumenti di contenimento della velocità. Sono stati chiesti dai cittadini, ci sono stati dei morti e dei feriti. Non lo dice il sindaco di Cadoneghe, lo dicono le forze dell'ordine, su precise e puntuali rimostranze, dossier, documenti che hanno presentato al prefetto. Numerosi cittadini che in queste ore stanno pensando di far partire azioni legali contro i due apparecchi. Le sue porte, ribadisce il sindaco, sono aperte. Io non ho ricevuto nessuna richiesta di incontro. Sappia che io non ho mai fatto un giorno di ferie, io sono sempre stato qua e continuo sempre a ricevere i cittadini come ho sempre fatto e le posso anche assicurare che i cittadini non vengono qui e non vengono a imprecare o ad offendere, capiscono che quella strada è una strada pericolosa e che si deve rispettare il limite dei 50 all'ora. Continuiamo con la cronaca, un altro tragico infortunio mortale in Veneto, vittima a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, un 41enne operaio di origini indiane che poco dopo le 13 ha perso la vita cadendo da un tetto sul quale stava lavorando da un'altezza di 6 metri. L'uomo, come hanno ricostruito i carabinieri di Peschiera del Garda, stava effettuando riparazioni su un lucernario posto sul tetto dell'edificio della ditta quando è caduto morendo sul colpo. Gli accertamenti sono affidati al personale dello Spisal ULS 9 di Valeggio sul Mincio che procede congiuntamente ai militari dell'Arma. E tragico incidente a Canda in provincia di Rovigo, a perdere la vita il 66enne Giancarlo Sacchi. Lo schianto alle 9 di questa mattina sulla provinciale 15 a poca distanza dallo svincolo
della Transpolesana per Canda in direzione Verona a impattare frontalmente un SUV, una Peugeot 5008, a bordo della quale si trovava una mamma con 2 bambine ed una microcar guidata dal 66enne Sacchi alla guida dell'auto, che non richiede la patente. Lavorava come OS alla Casa del Sorriso di Badia Polesine. Ed ancora un incidente, esce di strada e tampona violentemente una vettura parcheggiata. Miracolato il passeggero che stava per scendere dalla macchina. Se avete visto qualcuno o vedete l'auto, chiamate me o contattate i carabinieri. L'appello del proprietario della vettura, Thomas Ceschin, che ha scritto anche un post sui social. Un boato nella notte, l'auto sbalzata ad una decina di metri che finisce contro la ringhiera di questa casa. Sono stati attimi di paura per Thomas Ceschin ed un suo amico, i 2 giovani. Erano in auto, stavano tornando a casa, arrivati in via Schiratti, hanno parcheggiato l'auto a bordo strada. Poi i saluti e gli ultimi discorsi, parole che sono state provvidenziali perché in quel momento un'auto, una Golf nera serie 5, è uscita dalla carreggiata tamponando violentemente la Ford Focus di Ceschin. È stato uno sbalzo in avanti di 10 metri e l'abbiamo sentito, è esploso il vetro da dietro, quindi abbiamo sentito proprio un rumore fortissimo, appunto è uscito anche il vicinato. Tutto è accaduto in pochissimi minuti, miracolato l'amico che si trovava seduto al posto del passeggero accanto al muretto e alla ringhiera. Siamo tornati a casa, che era comunque mezzanotte, era abbastanza prestino, io avrei dovuto andare a lavoro il giorno dopo. Lui stava scendendo, stavamo finendo un discorso e per fortuna non è sceso. Se no rimaneva schiacciato. Sì, ma non voglio pensarci. Il pirata è tornato in strada, ha rallentato come volesse fermarsi, ha messo le 4 frecce, poi è fuggito. Quando mi è passato accanto, spiega Thomas, l'ho visto bene. Biondo sul 20 anni, all'interno della macchina ho visto del fumo, quindi probabilmente è scoppiato l'airbag. Non ho visto se è scoppiato, però probabilmente era quello. Alcuni ragazzi che si trovavano poco più avanti hanno tentato di salire in auto per inseguirlo, ma il pirata aveva già fatto perdere le tracce. Sul posto sono rimaste alcune parti dell'auto fuggita e in queste ore si stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona. L'appello di Thomas. La descrivo di nuovo, una Golf 5, una Golf serie 5 nera, ammaccata, ma molto ammaccata. Se qualcuno sapesse qualcosa di contattarmi o comunque di contattare le autorità. A lui invece cosa ti senti di dire all'automobilista? Di farsi avanti, perché più passa il tempo e più rischia. Ed ora parliamo dell'accoglienza dei migranti in Veneto, che è al centro dell'incontro che ieri ha visto in collegamento sulla piattaforma web dell'ANCI 200 sindaci di tutta la regione un confronto chiaro su come affrontare un'emergenza in attesa che dal governo arrivi la soluzione del problema, dice il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che smentisce anche il presunto boicottaggio dell'incontro da parte dei sindaci della Lega dopo i contrasti interni al partito sulla proposta di accoglienza diffusa. Premesse, non una riunione politica né un vertice nel quale prendere una decisione. L'incontro che ha visto protagonisti 200 sindaci di tutto il Veneto è stato convocato dall'ANCI e dal suo presidente Mario Conte per un confronto tra primi cittadini chiamati ad affrontare il problema dell'accoglienza dei migranti. 3.500 quelli arrivati nelle ultime settimane, con la prospettiva di un'ulteriore ondata nelle prossime. Un confronto chiaro e schietto a partire dalle molteplici difficoltà che i comuni stanno affrontando nell'accoglienza dei profughi africani, afghani e ucraini. Le disponibilità dei sindaci, anche quelle più disponibili, sono davvero molto limitate. L'appello al governo è quello di agire su scala internazionale per mettere la parola fine a questi sbarchi, di trovare soluzioni alternative a questa distribuzione nel territorio. Nel frattempo noi cercheremo, attraverso il dialogo con i prefetti e conoscendo magari delle realtà private, parrocchiali, disponibili ad accogliere 1, 2, 3, 4 persone, cercheremo di metterci a disposizione. Quel che è certo, ribadisce il presidente di ANCI, è che il problema o lo si governa o lo si subisce, e sull'ipotizzata defezione dei sindaci leghisti dall'incontro dopo i contrasti sull'accoglienza diffusa, Conte è categorico. Non c'è stato nessun boicottaggio da parte della Lega, anzi molti sindaci leghisti erano presenti a questa riunione e li ringrazio. Poi mi sono confrontato
nei giorni scorsi anche con il segretario Stefani, però la riunione di ieri non era politica, è una riunione amministrativa, tant'è che in premessa dell'incontro ho detto che non eravamo lì a fare una discussione politica per chi è a favore o chi contro l'accoglienza, per chi è a favore dei grandi centri o dell'accoglienza diffusa, ma eravamo lì per condividere la fotografia dello stato di fatto di questo periodo storico e soprattutto per assumere un atteggiamento responsabile a fronte di un'emergenza. Continuano le predazioni da parte dei lupi nelle montagne vicentine con le malghe dell'altopiano alle prese con continui assalti. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco lancia una provocazione e dice: se fanno male a qualcuno denunciamo lo Stato. Spesso e volentieri gli allevatori sono ostaggio di lupi, perché ormai si ritrovano all'interno delle stalle o fuori dalla porta delle malghe, e purtroppo le risposte a livello nazionale tardano ad arrivare. Da anni si sta parlando di un piano di contenimento del lupo, però spesso e volentieri vediamo che sia i ministri dell'agricoltura ma anche quelli dell'ambiente sono spesso e volentieri ostaggio delle lobby ambientaliste. Non fa giri di parole il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco e non fa sconti alla politica nazionale nel momento più drammatico di quest'estate per la montagna vicentina. Gli assalti dei lupi proseguono senza sosta e sono molte le malghe, in particolar modo quelle dell'altopiano dei 7 comuni, che stanno facendo i conti con un numero altissimo di predazioni. Questo sta creando veramente un danno serio a tutto il comparto, in quanto in alcune malghe molti allevatori hanno già riconsegnato le chiavi ai comuni in quanto sono stanchi di queste predazioni, e molti denunciano sempre meno questi attacchi predatori, perché poi la filiera burocratica è lunghissima per avere poi un risarcimento minimo. La politica deve fare la sua parte per dare risposte agli abitanti delle terre alte, agli allevatori, ai malgari, a chi vive in montagna e della montagna. Noi oggi a livello nazionale stiamo premendo perché venga adottato un piano, ma che sia però un piano serio e non un piano farlocco che poi alla fine porti a poco o nulla. In Trentino stanno partendo piani di abbattimento dei lupi, ma in Veneto cosa potrebbe succedere? Si sta parlando in queste ore di autorizzare il Trentino Alto Adige all'abbattimento dei lupi in nome dell'autonomia, mentre in Veneto o nelle altre regioni d'Italia questo non è ancora possibile. E già questo insomma è un qualcosa di scandaloso, perché se il lupo non è più in via di estinzione in Alto Adige, in Trentino, non lo è nemmeno in Veneto, visto le continue predazioni. Ma soprattutto il piano che è stato presentato a livello nazionale è un piano che prevede ovviamente l'esclusione degli abbattimenti nelle aree protette e poi prevede delle misure di contenimento solo nei casi in cui il lupo cerchi di aggredire l'uomo. In attesa di novità dal governo centrale, Finco lancia una durissima provocazione. Di sicuro, se va avanti questa situazione, è un'idea, la butto là, però forse sarebbe il caso anche di iniziare a denunciare lo Stato, perché nel caso in cui si verificasse una situazione analoga a quella dell'orso in Trentino, nel caso in cui succedesse qualcosa a qualche allevatore o a qualche comune cittadino che si trova il lupo fuori dalla porta di casa, forse lo Stato dovrebbe iniziare a risponderne e a rispondere anche seriamente. Siamo alla politica. La corsa per le regionali 2025 spunta l'ipotesi Adolfo Urso governatore. Sarebbe un nome di peso, ma adesso è concentrato su temi nazionali, dice il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, De Carlo. Non so se toccherà a noi esprimere il presidente, ma siamo pronti. Rispondo con una battuta. Per tanto tempo ci hanno accusati, noi di Fratelli d'Italia, di non avere classe dirigente. Adesso saremmo in grado di calare addirittura un ministro, o quello che sta oggi è un ministro con una grandissima esperienza, a fare il governatore del Veneto. Se la cava con una battuta, ma fino a un certo punto, il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, quando il nome sul tavolo in vista delle regionali 2025 sarebbe quello del ministro all'impresa e al Made in Italy, il padovano Adolfo Urso. Radio Palazzo lo dà in pole position, anche se la strada è ancora lunga, in politica eterna. Io credo che Urso sia un grandissimo ministro e tra l'altro molto concertato sulle questioni nazionali, e lo ha detto lui stesso: sono concentrato su questo, non ho tempo adesso per queste cose, anzi. È chiaro che prima c'è più di un nodo da sciogliere, la questione del terzo mandato per Luca Zaia, i rapporti non sempre idilliaci, soprattutto in Veneto, tra Lega e Meloniani. Non so se tocca a noi o se toccherà ad altri. Io credo che noi abbiamo il dovere di far crescere una classe dirigente che, nel caso ci fosse un accordo tra tutte le forze politiche e gli alleati, per cui la miglior persona
per il dopo Zaia sia una di Fratelli d'Italia, non vedo perché potremmo precluderci. Abbiamo fatto un ottimo risultato alle politiche, stiamo lavorando bene in tanti comuni e soprattutto al governo, abbiamo il dovere di essere pronti. Ma che la corsa sia già iniziata e non da oggi lo dimostrano vari segnali anche dall'opposizione. De Carlo in questo caso è tranchant. Vedo l'autocandidatura di Crisanti e quindi capisco che nel centrodestra la questione non è poi così delicata e così difficile. Ecco. Fino all'ultimo Don Armando Trevisiol si è preoccupato dell'assistenza ai più deboli come aveva fatto per tutta la vita. Lo ricorda così il parroco di Carpenedo Don Giovanni Antoniazzi. Domani alle 15 i funerali saranno trasmessi in diretta da Antena 3. Gli ho chiesto se era possibile dire una preghiera insieme e ha dato la benedizione come la darebbe un padre. Ricordo che lui non riusciva più a muovere bene le braccia. Ho preso la mano e me la sono avvicinata alla fronte. Poi da lì credo che ancora per qualche minuto sia rimasto cosciente. Parroco di Carpenedo dal 2011, Don Gianni Antoniazzi è rimasto accanto a Don Armando Trevisiol fino alla fine, testimone di quegli ultimi giorni che Don Armando ha trascorso così come aveva sempre vissuto. Da un lato col pensiero rivolto ai più deboli, impartendo istruzioni per nuove opere di assistenza, dall'altro impegnato nella preghiera, fintanto che le forze gliel'hanno concesso. Battendo con gentilezza il pugno sulla poltrona ha detto che non riusciva più a dire il breviario del mattino, non aveva più la forza per dirlo tutto. E credo che questa sia un'immagine tanto importante di un uomo che però, nonostante tutti gli impegni, tutte le tappe che lui ha dovuto sopportare, tutte le fatiche, lui era ancorato sempre alla preghiera. Preghiera e lavoro, un motto antico che Don Armando, nato nel 1929, ha saputo continuamente rinnovare secondo le nuove esigenze della società. Ma si era interessata anche delle comunicazioni via internet, si era interessato di capire come si sarebbe potuto annunciare il Vangelo e la carità verso le persone bisognose attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Domani sarà una giornata molto impegnativa, la Chiesa sarà piena di fedeli, di autorità. Lei ho sentito che prima diceva che le campane devono suonare a festa. Ma io leggo la giornata di domani come la giornata più serena, in realtà più semplice, perché impegnativo è il vivere, impegnativa è la vita quotidiana, impegnativa è la fatica quotidiana e quindi domani sarà per me e per tutti quelli che hanno voluto bene a Don Armando una giornata molto serena. Il funerale di Don Armando Trevisiol sarà presieduto dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antena 3. Ed ora tutti con il naso all'insù per ammirare le stelle cadenti. 10 agosto, San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Le stelle cadenti vengono associate ai tizioni ardenti su cui fu martirizzato appunto San Lorenzo, che era un arcidiacono di origine spagnola del III secolo. Ma cosa sono le stelle cadenti? Lo abbiamo chiesto al professor Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio dell'Università di Padova e accademico dei Lincei. Il fenomeno avviene ogni anno perché la Terra incontra la orbita di una cometa, che è una cometa della Swift-Tuttle, e questa cometa lascia dietro di sé questa scia di materiale. La Terra entrando nell'orbita, quando questo materiale entra nell'atmosfera terrestre, si incendia, brucia diciamo entrando in atmosfera e fa questo fenomeno apparente di stelle cadenti. Ovviamente le stelle rimangono in cielo, non c'è nessuna stella che davvero è caduta. In una bellissima notte di cielo buio si possono contare fino a 3000 stelle. Il momento migliore per vedere le stelle però non è la notte tra il 10 e l'11 agosto. Il picco è previsto per l'11 e il 12, ma certamente anche questa sera, il 10, ci saranno molte stelle cadenti. Meglio guardare verso nord-nord-est, dove c'è la costellazione del Perseo, ma non c'è bisogno di individuare la costellazione. Le stelle cadenti sembreranno venire da quella direzione, perché è come guardare la pioggia quando si guida in auto, che si va in una certa direzione e le gocce di pioggia sembrano tutte provenire dalla direzione verso cui ci si sta muovendo. Il Veneto
Veneto, grazie a una legge regionale, può vantare un minore inquinamento luminoso, quindi una visione migliore delle stelle cadenti. Resta comunque valido il consiglio di allontanarsi dalle città. Prima metà della notte, nord-nord-est, occhi aperti e un cielo buio, non abbiate luci nei paraggi perché altrimenti sarà difficile vederle. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. Bel tempo e rialzo termico. La tendenza poi per la settimana di Ferragosto sarà ancora per il proseguimento della stabilità atmosferica, con il caldo che probabilmente si intensificherà in modo più deciso. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 agosto intanto. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo qualche innocuo addensamento. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 26 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile, come vediamo dalla grafica. Ampio soleggiamento, cielo limpido o velato. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà molto soleggiato con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30-34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.